Si è svolto presso la Sala Visetti dell'Istituto Alberghiero di Siracusa il primo meeting Il Caffè, costumi nazionali ed internazionali di oggi e di sempre. Un evento parte di un progetto interdisciplinare che prevede la propagazione della conoscenza del caffè come bevanda diffusa in molti paesi del mondo. Un'attività volta a migliorare la professionalità degli allievi dell'istituto, futuri barman nel mondo del lavoro. L'incontro avviato dal preside dell'istituto Concetto Scandurra è stato presentato dal professor Vincenzo Tubolino, mentre i lavori della giornata sono stati coordinati dai professori Gaetano Bongiovanni e Fabio Vasquez. Durante la prima parte della giornata il signor Luca Belluardo, titolare della torrefazione Bel Caffè di Modica, ha illustrato le origini e la storia del caffè, le fasi della sua produzione, lavorazione e commercializzazione. Successivamente sono state proiettate e commentate alcune diapositive sulla storia e la lavorazione del caffè realizzate da 2 studenti. La seconda parte della giornata invece è stata dedicata alla preparazione a cura degli alunni Francesco Iacono e Sebastiano Rossitto di diverse tipologie di caffè, dal classico espresso al caffè marocchino e al cappuccino viennese. Infine la presentazione di primi piatti a base di caffè macinato. La manifestazione, che ha riscosso molto successo, verrà riproposta nei prossimi anni a livello provinciale e regionale.